Buonasera cari amici telespettatori, puntata di Screenshot che va in onda anche il mercoledì e non solo il giovedì, quindi doppio appuntamento a partire da questa settimana e la dedicheremo ovviamente oggi la puntata a quanto è successo in questi giorni in Friuli, come sapete tutti con l'emergenza maltempo, emergenza che si dice che non si registrava da 30 anni, qualche dato tipo in Malga Chiampuzza, Forni di Sotto sono caduti 870 mm di pioggia, e raffiche di vento anche a 200 km/h, 12.000 persone si trovano tuttora senza elettricità, con telefoni staccati, quindi irraggiungibili, ci sono alcuni comuni isolati. Noi quello che vogliamo fare nella nostra trasmissione oggi, a differenza di dare semplicemente un report di quanto è successo, lo potete aver sentito nel corso del telegiornale, lo vedete anche in seguito con tutti i sindaci dei comuni più colpiti in studio, con la trasmissione Elettroshock a partire dalle 21. Noi a Screenshot oggi vogliamo parlare un po' delle problematicità, di quanto è accaduto, le criticità che sono avvenute e vedere se c'è la colpa anche dell'uomo e non solo della natura dietro a tutto ciò. Ne parleremo con Mauro Pascolini, docente universitario, delegato dell'Università per il Territorio, giustamente, sì. Ok, esperto anche di montagna. Sì. Se non sbaglio. Allora, con Pascolini ci soffermiamo, appunto, ho parlato di montagna perché è diciamo, la parte più ferita del Friuli Venezia Giulia in questo momento, al di là di quanto è successo poi con le mareggiate a Lignano, ecco. Però questo evento è stato, l'ho letto anche abbiamo letto sui giornali, abbiamo sentito nei telegiornali, è stato definito come eccezionale, ma quanto eccezionale è stato alla fine? Beh, lo ha detto lei, no? I millimetri di pioggia che sono caduti ne definiscono un po' la situazione. Ne definiscono la situazione. Evidentemente questa eccezionalità però va collocata in un contesto più generale, perché le statistiche ci permettono poi di capire nell'arco di un secolo, oltre l'eccezionalità di un fenomeno atmosferico. Però evidentemente quello che sta emergendo in questo periodo è che questi fenomeni si ripetono e soprattutto è l'intensità rispetto ad altre situazioni che fa parlare di eccezionalità. E allora, finiamo il primo punto, fissiamolo subito. Fenomeni che avvengono spesso, cioè è come se a un certo punto il Friuli si trasformasse in un monsone indiano, e questo per i cambiamenti climatici, immaginiamo, tanti danno colpa ai cambiamenti climatici. Dall'altro lato però uno dice, se ci sono questi cambiamenti climatici dobbiamo abituarci nella normalità ad agire come se ci fosse sempre l'eccezionalità, dobbiamo monitorare i nostri territori, dobbiamo mantenerli. Sì, qui sta il nocciolo della questione. Dobbiamo abituarci a sì. a quanto sta avvenendo, perché non possiamo parlare solo di eccezionalità a questo punto. Beh, il discorso è abbastanza complesso, perché evidentemente possono sembrare dei fenomeni nuovi, però evidentemente non stiamo parlando degli uragani o dei tifoni che non sono nel Golfo del Messico o negli Stati Uniti. Evidentemente le modalità, quelle che noi adesso chiamiamo anche bombe d'acqua, no? Dando questo significato così, anche questo diciamo visivo, immaginiamo questo scoppio di situazione, però va inserito nel tema del rapporto uomo e il suo territorio, l'uomo e i suoi luoghi, e in particolare per la montagna tutta una serie di situazioni che sono avvenute a partire dalle grandi, dal secondo dopoguerra in particolare, hanno messo in crisi questo rapporto di controllo, di manutenzione, se vogliamo usare questo termine, però di rapporto diretto che l'uomo aveva e gestiva col proprio territorio. Si è fatta prevenzione in questi anni? Sì, abbiamo sentito anche un'intervista a alcuni sindaci della montagna che dicevano se non ci fosse stata manutenzione evidentemente gli esiti di questi eventi sarebbero stati diversi. Però non è solo una manutenzione mirata a prevenire alcune situazioni, il discorso va fatto a livello più generale di quello che è il rapporto e la presenza dell'uomo sul territorio della montagna.
falciare un prato e non lasciarlo abbandonato vuol dire che l'acqua, se scende giù, il prato ha una funzione regimante, ha una funzione di controllo dell'acqua. Un bosco non tenuto correttamente non svolge più la sua funzione. L'acqua, se trova l'erba non tagliata, diventa come una pista d'asfalto. Piccole pratiche, insomma, che tutti dovremmo farle, ma comunque dovrebbe essere anche il comune a dare una regolamentazione su questo, immaginiamo. Cioè, tante volte magari ci si dimentica di fare questo. Sì, però dobbiamo dire che la montagna si è spopolata e allora se questo è un altro dato, e questo forse è un anche altro il più dato pesante. incontrovertibile. I centri in quota sono scivolati a valle, le valli si sono svuotate a favore anche della pianura e quindi è venuto a mancare quelle attività agro-silvo-pastorali che rappresentavano il modello forte della montagna e se non c'è l'uomo che nella sua pratica di vita, nella sua pratica economica gestisce il territorio, si possono fare dei piccoli interventi, ma non può essere un ente pubblico che ha già molte difficoltà, visto la numerosità, visto la scarsità di risorse, a volte di farsi carico di territori molto vasti anche dal punto di vista territoriale. Allora io vi ricordo anche il numero a cui mandare messaggi, anche WhatsApp, a parlare con noi, è il 345 9956 897, potete intervenire anche per chiedere qualche cosa, qualche curiosità insomma al professore Pascolini, anche per far notare se ci sono altre emergenze sul vostro territorio. Questa è l'occasione giusta anche per poter parlare direttamente con la nostra redazione, anche se vi ricordiamo che ci sono già gli operatori di soccorso e la protezione civile che sta facendo un ottimo lavoro, oltre ai vigili del fuoco, che appunto possono dare una mano sui vari territori. Tante volte diciamo che la protezione civile è l'arma in più di questa regione, cioè forse la miglior protezione civile che abbiamo in regione, ma è inutile vantarsi di avere un grande braccio armato, come si può dire, della protezione civile se alla fine esistono dei problemi a monte. Sì, tra cui appunto la questione del mancato ripopolamento della montagna, sì. Dove dobbiamo ripartire da lì. Esatto, il problema è di immaginare uno sviluppo diverso della montagna e non è facile in una situazione di una crisi generale, no, della regione. Poi dobbiamo ragionare che la montagna non è un'entità a sé stante lassù in cui noi ci ricordiamo in questi giorni perché ci sono questi eventi. La pianura è strettamente connessa alla montagna, se la montagna viene abbandonata, no, ci accorgiamo subito, perché poi la preoccupazione di questi giorni era il tagliamento alla tisana. No? E quindi bisogna immaginare come riuscire a tornare a presidiare il territorio montano in un contesto comunque non facile, complessivo. Nel 2003 c'è stata la grande alluvione, se non sbaglio, della Val Canale, del Canale del Ferro. Abbiamo imparato un po' da quella lezione? Sì, si è imparato, nel senso che anche qui la manutenzione e poi la gestione dei torrenti, soprattutto la gestione delle acque, ma anche qui la presenza e l'idea di un rilancio della montagna è servita sicuramente a presidiare quella zona e a farsi in qualche maniera anche carico di determinate situazioni. L'università sta facendo qualcosa a riguardo? Cioè può aiutare anche nell'ambito della prevenzione e del ripopolamento, o dare uno sviluppo turistico o uno sviluppo paesaggistico a questi territori? Sì, evidentemente l'università gioca un ruolo di trasferimento dei saperi, ma anche di progettualità. E l'esperienza che si sta facendo adesso, ad esempio con Cantiere Friuli, questo incubatore di idee e di esperienze per un modello di rilancio complessivo del territorio regionale, credo sia una risposta. E poi ci sono le risposte specifiche che possono dare i geologi, gli economisti, i paesaggisti. Sicuramente bisogna partire dall'idea che il patrimonio, quello fatto da risorse naturali ma anche di risorse umane, è un patrimonio di tutti. E i patrimoni vanno gestiti come, no, un'eredità, perché poi non è solo dare risposte immediate oggi, ma il problema è di immaginare
quello che noi lasciamo per le generazioni future in un concetto di sostenibilità. Quindi dobbiamo incrementare, dare sicurezza, ma soprattutto creare le occasioni perché in particolare i giovani, ma non solo, possano restare, produrre, vivere in montagna in un contesto di sicurezza, ma anche in un contesto di responsabilità. Tanto si parla di ritorno all'agricoltura, però bisogna dare le opportunità a questi ragazzi, no? Allora, sì. ne parleremo tra pochi minuti, Pascolini, io cedo la linea alla pubblicità, leggeremo qualche messaggio che ci è arrivato da voi telespettatori e poi avremo in collegamento diretto, chiedo alla regia di mettersi già in contatto con Massimo Menti, il sindaco di Paluzza, che ci racconterà un po' la giornata in uno dei luoghi simbolo di questa emergenza, il maltempo, che purtroppo dovrebbe tornare anche nelle prossime ore, quindi è una corsa contro il tempo. Lasciateci passare un po' questo doppia parola sulla possibilità, la corsa contro il tempo per poter mettere in salvo, in sicurezza tutte le opere, ma anche le persone che vivono in questi territori. Pubblicità e poi torneremo con Pascolini. Allora, eccoci tornati in diretta, parliamo sempre di emergenza maltempo in questa puntata di Screenshot che, ripetiamo, va in onda non solo giovedì come eravate abituati a vederci nelle prime puntate, ma grazie anche ai vostri ascolti, insomma al fatto che ci seguite, andrà in onda d'ora in poi anche il mercoledì, quindi non è un'eccezionalità che mi vedete, non è forse un'eccezionalità che vedete oggi il professor Pascolini vicino a me per parlare di maltempo, ma d'altronde noi potevamo invitare un personaggio dell'università che si intende di paesaggistica e di territori. Ci è arrivato un messaggio, adesso glielo leggo in diretta, professore, che dice: la montagna si è spopolata, è vero, non è facile viverci, pochi lottano e resistono, per aiutarli, per convincere magari qualcun altro a rimanere o tornare bisogna dare veri aiuti, veri in carattere cubitale. Tasse zero quasi, combustibili agevolati, contributi a chi crea lavoro, tiene in ordine l'ambiente. Salutiamo chiaramente Enrico da San Daniele, che non fa parte dell'area della montagna, ma quantomeno si preoccupa dell'area montana chiedendo queste agevolazioni che non so se esistono o meno. Beh, in parte esistono, sì, ci sono stati fatti interventi. È chiaro che anche se di San Daniele, lo dicevamo prima, la crisi della montagna mette in crisi, può mettere in crisi tutto il tessuto regionale. I problemi ci sono stati a Dignano, cioè sì, passa lì il tagliamento e tutto, quindi è una zona insomma, che dopo risente di dei problemi della montagna. Sì, però è giusto prevedere tutta una serie di agevolazioni, però la cosa fondamentale è garantire il lavoro, garantire la possibilità di sviluppo e incrementare quelle che sono le vocazioni di un territorio. Sicuramente sono state nell'arco alpino alcune parole magiche, turismo è una di queste, ma non è solo e solamente il turismo come si pensava forse fino ad un decennio fa la soluzione di tutti i problemi. La montagna è molto più complessa e specialmente nelle aree meno favorevoli ad uno sviluppo turistico invernale o estivo bisogna continuare. Ha bisogno di residenti, parliamo come dice la parola chiave, residenti vuol dire gente che risiede e non gente che fa fare il mordi e fuggi, perché poi si sa. Garantire i servizi, le scuole, i servizi di prossimità sanitaria, creare di nuovamente quelle che erano le comunità che hanno presidiato questi territori, tenevano puliti i torrenti, sfalciavano i boschi, sfalciavano i prati, facevano l'alpeggio, mantenevano le radure e quindi era un'economia complessiva che ragionava attorno alle risorse. Le risorse erano fondamentali e quindi andavano assolutamente salvaguardate. Allora, noi stiamo cercando di collegarci, ve l'avevo promesso prima, ma le linee telefoniche purtroppo in questi giorni non sono ben funzionanti, appunto per quanto sta accadendo nell'Alto Friuli. Stiamo cercando di collegarci con Massimo Menti, il sindaco di Paluzza.
al momento la linea era staccata, vedremo insomma se ci sono dei problemi oppure se riusciremo ad averlo con noi in collegamento telefonico. Sappiamo che a Paluzza ci sono stati diversi problemi, uno dei territori più colpiti, ci sono stati anche 2 ponti, se non sbaglio, che sono crollati. Oggi è stato fatto eccezionalmente anche un bypass per consentire il collegamento con Timao e Claulis. Mi dicono dalla regia che dovrebbe essere in contatto appunto con noi. Noi lo salutiamo, il sindaco di Paluzza, Massimo Mentil. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Grazie. Allora sindaco, come sta innanzitutto? Come sta la sua popolazione? Diciamo che è una popolazione combattiva che ovviamente non si abbatte a queste difficoltà. Siamo abituati a reagire e reagiamo anche questa volta, insomma, ecco. Allora, la corrente elettrica c'è? Ci sono le linee telefoniche sono a posto? L'acqua è potabile? Ci dia un po' la situazione Partiamo dalla corrente elettrica. Allora, la corrente elettrica nel comune di Paluzza è ritornata, è stata ripristinata ieri sera verso le 20. Una parte però della popolazione delle frazioni di Timau, in particolare in prossimità del ponte del Tempio Sario, che ha avuto il cedimento strutturale, quindi sta piano piano sedendosi sul letto del fiume But, non ha ancora la luce elettrica, tant'è vero che abbiamo provveduto tramite SECAB, che è la nostra società cooperativa che gestisce l'energia, ad avere un generatore che consenta di avere la luce almeno per i tempi tecnici che servono per il ripristino quindi delle linee, perché sono state interrotte dagli schianti di numerosi abeti che hanno interessato la zona. E per quanto riguarda il telefono, la frazione di Timau è ancora oscurata dalle linee, non ha ancora la linea telefonica né fissa né tantomeno quella mobile disponibile al momento. Ecco, sindaco, intanto che lei che sta parlando, non so se sta guardando con noi Telefriuli, se riesce a vedere il nostro approfondimento, la nostra screenshot, abbiamo fatto vedere anche un soccorso di 2 anziani. Avete evacuato alcune persone? Ma guardi, vi confesso che sono partito da casa mia, io abito a Timau, in macchina verso Cleulis, fino a dove prende il telefonino perché altrimenti non potevo rispondervi, quindi non sono in grado di vedere Telefriuli. Sì, abbiamo provveduto al recupero delle 2 persone che gestiscono il ristorante al Valico al passo di Monte Croce. Io per questo ringrazio molto la Protezione Civile, ma soprattutto i ragazzi del Soccorso Alpino che mi hanno dato una mano per recuperare queste 2 persone che erano 3 giorni senza luce elettrica. Io non riuscivo più a contattarle perché i telefoni fuori uso e non si riusciva se non a piedi a raggiungere il passo per le frane che ci sono state e gli schianti lungo la 52 bis da Timau a Montecroce Carnico. Quindi oggi con sollievo le ho riviste e le abbiamo accompagnate con l'elicottero di nuovo a Timau. Se non sbaglio voi avete anche una pista da sci nordico, giusto? Io vorrei dire che c'è ancora. Oggi sono andato personalmente, come del resto questi giorni qua, sono stato, diciamo così, tutte le giornate presente sul campo assieme alla mia amministrazione, alla mia giunta, e sono stato personalmente a fare un giro di sopralluogo. Devo dire che della pista non è rimasto neanche 1 chilometro. È tutta sott'acqua, gran parte degli argini dove i laghetti, diciamo così, nascono, quindi sono stati gli argini che poi confluisce tutto nel fiume But, sono stati erosi e quindi adesso avremo anche, diciamo così, l'impegno morale, anche perché c'è un'attività sportiva da portare avanti con 2 gloriose società che sono l'Aldo Moro e il Timau Cleulis, per riuscire a ridare ai laghetti quello che era la sua attività sia invernale che estiva. Senta Sindaco, le ultime 2 cose. Allora, con noi in studio c'è Mauro Pascolini, che è il docente universitario, che ha fatto una sua analisi, parlava, sì, bisogna mantenere questi luoghi, bisogna fare manutenzione, ma la manutenzione parte anche dal ripopolamento della montagna. E qua sta il punto chiave della situazione, cioè servono residenti, servono gente che ripopola questi posti.
Guardi, io sono capofila di un progetto che si chiama Aree Interne, che non è stato molto diciamo così, pubblicizzato anche a causa nostra, dei sindaci, soprattutto mia, perché con la grande attività dove siamo impegnati tante volte non abbiamo l'attenzione corretta in quella che è la pubblicità, la pubblicità buona, no, di quelle cose che si fanno bene. Area Interna è un progetto ministeriale che nasce dal già ministro Barca, è stato portato avanti dagli ultimi 2 governi, che magari sono stati tanto bistrattati da parte dell'elettorato, però per aree interne si intendono quelle aree che comprendono 70 sindaci, 70 capoluoghi, 70 comuni e aree vaste in tutta Italia, dove si parla di dare valore a quelle che sono le aree più lontane dai centri urbani. La Carnia, l'Alta Carnia, di cui io faccio il capofila, sono 21 comuni dove abbiamo messo risorse, fatto progettualità per poter consentire alla montagna di fermare questo spopolamento che se prima era, ovviamente qualche anno fa, 20 anni fa, era una minaccia, adesso è una vera e propria emorragia. Concordo col fatto che mai la gente si mette nelle condizioni di rimanere o di ritornare a ripopolare questi territori e mai non si avrà l'attenzione del territorio stesso e il recupero di quelle che sono zone bellissime che non hanno avuto probabilmente il giusto valore, ma l'attenzione. Io con questo colgo veramente l'occasione per esprimere un rammarico di questi giorni. Noi a Paluzza, se mi permettete. Sì, no, infatti volevo chiedere se ha avuto la vicinanza da parte di politici della regione, da parte di altri amministratori, non solo della protezione civile, che immagino avrà fatto un grande lavoro, come lei ha sottolineato. Io devo ringraziare, parto dai ringraziamenti, perché protezione civile, soccorso alpino, volontari del mio comune, la popolazione e anche la solidarietà tra i sindaci della montagna, che credo debba esserci e sicuramente c'è stata, anche se non ci siamo riusciti a chiamarci perché tutti impegnati in questa grande emergenza. Con rammarico devo dire che la Regione non ha avuto, non lo so per quale motivo, posso magari sospettare, ma non sono uno che vive di sospetti, quindi voglio essere comunque in buona fede. Credo di non aver ricevuto né una telefonata, non pretendevo magari la presenza. Paluzza è stato uno dei comuni ed è uno dei comuni assieme alla Val Degano, alla Val Pesarina, sicuramente a Comegliano, a Ravascletto, a Sauris, a Sappada anche, insomma tutti i comuni della montagna che hanno avuto grandi danni. Paluzza è stato uno di quelli, non è né un comune di serie A, di serie B, di serie C, siamo tutti comuni assieme, abbiamo bisogno anche di una parola in questo momento qui di vicinanza. Io non l'ho avuta, nemmeno una telefonata da questa giunta regionale, tantomeno la presenza. Non pretendevo la presenza perché so che il Presidente e gli assessori sono tutti impegnati, ma una telefonata di saluto e di come state mi avrebbe fatto piacere. Questo non è stato. Purtroppo ho avuto una telefonata sola dai consiglieri regionali, però più che altro per motivi di affetto, di amicizia con Enzo Marsilio, è stato l'unico che mi ha chiamato. Va bene. Io ringrazio allora il sindaco di Paluzza Massimo Mentil, grazie per la sua testimonianza e speriamo che questo suo appello sia arrivato anche alla regione. Grazie a voi per l'opportunità, perché credo che la Valle del But abbia avuto poca risonanza in quello che ha subito con questa grande ondata di maltempo e questa emergenza di cui abbiamo bisogno l'attenzione. Se non interveniamo adesso credo che avremo perso tempo anche questa volta, non vogliamo essere lasciati soli. Grazie mille. Grazie Sindaco. Mandi. Abbiamo sentito quindi questa testimonianza del Sindaco, abbiamo solo un minuto a disposizione, i concetti li avevamo già ripetuti comunque, triti e ritriti nella prima parte di questo approfondimento. Quanto è accaduto ci deve far capire insomma, che non possiamo parlare solo di adesso di eventi eccezionali che capitano ogni 30 anni. Ma quello che ha detto il sindaco ha detto una parola molto importante, progettualità. Al di là del progetto Aree Interne che coinvolge anche la montagna pordenonese, però c'è proprio bisogno di idee, di progettualità, ma anche di creare veramente le condizioni perché... Ripartiamo da questi sindaci che sono alla fine le sentinelle del nostro territorio. Sono dei volontari alla fine. Ma sono l'elemento di riferimento in cui una comunità può riconoscersi, si riconosce e da quello si deve partire. Presidiare la montagna vuol dire
salvare tutta la regione, lo ribadisco, ma può essere anche un bel laboratorio dove immaginare una nuova progettualità, anche nuove economie che servano a ripartire e a dare fiducia ad una regione in cui nascono pochi bambini, la popolazione invecchia e quindi serve uno sforzo comune per tutti. Benissimo, io ringrazio Mauro Pascolini, docente universitario all'Università di Udine e delegato al territorio per l'Ateneo Friulano. Screenshot torna domani alla stessa ora, vi ricordo l'appuntamento questa sera invece alle 21 con l'Elettroshock, dove continueremo a parlare di emergenza maltempo con in studio i sindaci e anche qualche esperto della regione. Vedremo se ci daranno delle risposte appunto su quanto è accaduto. Grazie, arrivederci.